Oltre 4.000 lavoratori diretti e 18.000 con l'indotto. Dopo il turismo, il porto di Venezia costituisce la prima risorsa economica della città, una realtà segnata dal duro lavoro dei marittimi, spesso precari e oggi vittime di una crisi che ha ridotto le ore lavorate, ma anche del personale delle imprese e dei servizi, della capitaneria di porto e dei tanti addetti alla sicurezza. Ecco perché in occasione della sua visita pastorale il patriarca Angelo Scola ha scelto di fare una sosta in questi luoghi. Tutto ciò che ha a che fare col lavoro, con la cultura del lavoro, non si fa senza l'uomo. Quel che oggi si chiama, con un'espressione un po' rude, capitale umano, è più che mai decisivo. Il fatto che abbiamo ripreso i nostri collegamenti con il vicino Oriente, con la recente linea sull'Egitto e sulla Siria, che da domani avrà una linea diretta sull'estremo Oriente, sulla Corea e sulla Cina, che stiamo preparando nuovi servizi per l'India. Insomma, stiamo ritornando a far fare a questo porto il suo mestiere, che significa un enorme salto di produttività per il Veneto e per il nord-est, che questo è il punto. Questo non è un porto di Venezia, questo è un porto almeno di tutta la parte d'Italia che ci sta dietro. La sfida dunque è competere con i grandi porti del Mare del Nord, imponendosi su quelli mediterranei per guadagnarsi il ruolo di multiporto d'Europa, convincendo le navi che entrano in Mediterraneo da Suez a risalire l'Adriatico. Trasporto di merci e di materie prime, certo, ma anche di visitatori. Il porto infatti è il luogo simbolo del turismo, un turismo che porta al territorio 250.000 euro all'anno, ma dal quale Venezia rischia di farsi distruggere. Abbiamo bisogno di un turismo non superficiale, non estetico, ma che riesca ad andare al fondo della nostra storia, che ha generato questa bellezza assolutamente unica e mondiale, ma questo pungola noi veneziani a generare oggi bellezza integrale.